Scatman's World. Bene ragazzi, ti raccomando Veneziano Motorsport Manager, siamo nella nostra carriera con la Fox e con la Pernè, quello del zoccolone della scuderia Rossini, e vediamo di migliorare un po' la monoposto. Stavo pensando di migliorare la lettone posteriore, che è la cosa insomma tra virgolette più scarsa, e direi di farlo così. Ok, spendiamo un po' di soldi, molto bene. Allora qua per... non possiamo ancora migliorare la monocacchio, no. Ancora non possiamo perché probabilmente devo ancora sistemare la monoposto, giusto? Ok, allora valutiamo. Allora, qua abbiamo ottimo il 1268, questo dobbiamo tirarlo su assolutamente. Eh sì, siamo giusti. Qua dobbiamo tirare su le prestazioni... ok. Vabbè, qua però 1700 qua è finita in realtà, quindi questo lo possiamo togliere. E ce lo spariamo da un'altra parte, 1205, 1171. Vediamo quale ha più potenzialità. 1277, 1232, questo no. Boh. Mettiamo questo intanto, però poi sistemi quando c'è un nuovo pezzo. Insomma, ne potremmo fare anche un altro volendo, però che cazzo facciamo? Allora, se la macchina c'è... Allora, migliora componenti. No, sono un po' incognito, scusate ragazzi, momento di panico. No, 12... Ah no, solo uno ne possiamo fare, giusto. Però secondo me... Cioè, siamo su tutto messi bene comunque, quindi cioè, spendere altri soldi secondo me è un po' una cazzata. Vediamo un attimo, 2 settimane per i talenti, 13 settimane per struttura di progettazione. Ok ragazzi, siamo a Goldford, allora consumo gomme molto alto, carburante basso, tempo previsto, sole dopo variabile, fece becchiamo dopo le qualifiche. Raga, grandissime qualifiche, secondi e quinti, ormai ci siamo ragazzi, stiamo trovando il... Come si dice, la strada giusta, stiamo sviluppando bene la monoposto, ci siamo, la Sharp sempre in pole position, ma molli. Seconda, raga, ci becchiamo tra pochissimo, sono le ultime sistemazioni, setup, robe varie, poi si parte con il grafico, possiamo vedere, setup sempre perfetti del Cume, io direi di partire gomme super morbide e 9 giri, chiaramente di carburante. Noi abbiamo il nostro bonus per assetto gara 3, livello 3 e livello 1 delle morbide. Dai fioi che si parte. Vai ragazzi, vai Molly. Vai Molly. Mi deve fare un super giro la Molly. Attenzione la Molly, supera la Sharp, siamo... No, secondi e terzi. Mamma che casino. Abbiamo rischiato l'incidente tra monoposto uguale della stessa scuderia. Primo giro andato, ne mancano 27, siamo secondi e terzi. Non male, non male. Però direi subito di mettere le gomme così perché qua c'è un'usura altissima delle gomme. E anche il carburante facciamo giallo arancione, il nostro setup perfetto. Molto bene. La Sharp se ne sta andando ma non è un problema. Arrivare secondi e terzi va benissimo. Adesso vediamo se cominciare anche una carriera parallela con tutte le scuderie ufficiali. Adesso vediamo, raga. Dai Molly, dai Molly. Niente, la Sharp è superiore. La Sharp è superiore, lo sappiamo. Però secondi e terzi metterei no una firma, no due ma ben 3 firme, fioi. Lo come 50, tutte 53%, va bene. L'usura c'è, purtroppo è la scocca il problema di questa macchina. Attenzione, la Pernè ha problemi? No, la Pernè è in lotta. La Pernè è in lotta con Wexler. Ai ai ai, la Pernè mi perde una posizione così, non va bene.
Peccato. Siamo su Molly. E ha perso terreno sulla Sharp purtroppo. Non è prevista pioggia per la gara di oggi. 22 giri alla fine, l'usura gomma è uguale sia che per la Fox che per la Pernè. Incidente per Larsen, safety car virtuale. Schianto di Freya, Larsen. Ancora safety car virtuale, si riprende. Devo andare ai box, mettiamo le soft che durano 13 laps. Ok. E veloce. Vai amore. Ok. Adesso darei pit anche lei. Allora, soft. Carburante per 13 giri. E ok. Qua deve tenere assolutamente Molly ottava. Molly ottava già con la sosta fatta però. Adesso vediamo la Pernè se arriva col carburante. Ai ai ai, è proprio al limite. Meno male, dai. Non perdiamo troppo. Ah, errore rifornimento. Ai ai ai, la Pernè ha perso molto. La Pernè ha perso molto. Devono ancora dare i box gli altri, quindi non lo so. Dopo hanno le gomme sicuramente meno usurate. Questo può essere un problema dopo, eh. Questo può essere un problema dopo. E mettono addirittura le medie. La Sharp rimane seconda, mamma mia la Sharp. Che si sta inventando la Sharp, signori. Molly è terza, la Pernè settima. Dai Molly, adesso deve tirare la Molly. La Molly torna seconda molto molto bene. La Pernè sesta. Adesso io devo tenere così il carburante. Purtroppo, cioè, loro puntano sulle gomme medie. L'avevo visto un po' in prova libera sta cosa. E mo vediamo cosa combiniamo. Addirittura la Lipponen ha ancora le super soft. Ma non lo so ragazzi se la strategia vincente le medie o le morbide. È un po' duro da capire. La Sharp comunque a 6 secondi di vantaggio, quindi non va. Il primo posto è un po' andato. Non capire per il podio. 16 giri alla fine io posso tenere. No, secondo me poi rimetto le soft e posso farcela tranquillamente. Vediamo un po' la Pernè. La Pernè qua, sesta, abbastanza tranquilla. No, però il quinto posto è vicino, anche perché De Graft va ai box adesso. Non mi sembra una strategia grandissima di De Graft, che sinceramente vuole troppi soldi, non ha dimostrato ancora niente De Graft. Buono Pernè. Cioè la Sharp chiaramente ha le gomme molto. Cioè dopo lei vuole puntare a fare l'ultimo stint forse con le super. Può essere come può essere, ma noi stiamo tranquilli, stiamo calmi, che possiamo assolutamente arrivare a zona podio. Tanto la Fox recupera sulla Sharp 2 secondi e questa cosa mi piace. La Pernè è sempre quinta. Recuperiamo ancora sulla Sharp, chiaramente la mescola diversa, la mescola più morbida della Fox sta facendo la differenza. Vediamo lei com'è, lei anche in risparmio ancora di più, quindi. Ormai ci siamo, la stiamo superando, cioè superando, la stiamo prendendo. Recuperiamo, dai, Molly, siamo al 35% delle gomme, questo può essere un problema. Quando superiamo un doppiato. Ma non c'è Viale, Costa, sempre là, poverini. Dai che siamo vicini, abbiamo l'usura al 29, però mancano 11 laps. Dobbiamo dare tutto.
E andiamo ai pit. Allora, 13 giri ce la facciamo aspetta, vediamo. Noi 9 al massimo non ce la facciamo. Facciamo 12 laps. E ok. Perfetto. E adesso tiriamo con la pernè, vai pernè. Molly è uscita terza, molto bene. Pit stop, mancano 10 giri, è un bel rischio, Dovrei farne fare uno in più. Vediamo se è possibile, rischiamo. Rischiamo e chi se ne frega. Ah, c'è anche il carburante, però sono sono un pirlone. Sono un pirlone, sono un pirlone. Buttata via la gara con la pernè. Purtroppo buttata via. Errore con il carburante. Ti prego fai verso da qua. Finito il carburante, Dio madonna. Qua che errore che ho fatto. Puttana, ho guardato le gomme e non il carburante. Scusate ragazzi, colpa mia. Perdo una vita adesso. Perdo una vita, 12°, incredibile. Incredibile quello che ho fatto. Brutto errore, la Fox è seconda. Quanto mi dispiace aver fatto sto errore, ma Dio Cristo, ho guardato le gomme e non il carburante. Errore imperdonabile, vabbè. Pernè 13°, 6 giri alla fine qua. La Molly seconda. Ah, che erroraccio che ho fatto ragazzi, proprio un brutto brutto errore. Brutto errore, potevo andare a punti tranquillamente con tutti e due. Cioè, ma non ho parole. Non ho parole. La Sharp non va ai box comunque, La Sharp non va ai box, la Pernè 11°, brava Pernè. Sta tentando la rimonta con le gomme veloci, con le super soft. Dai che magari un punticino riesce a prenderlo. La Sharp non va ai box, incredibile. La Sharp non va ai box. A me va benissimo al secondo posto, la Pernè purtroppo è indietro. La Pernè ci prova, almeno... Siamo no, decimi, intanto non alla Pernè, brava. Brava Pernè. Very good Pernè, very good. Stiamo calmi, stai calma Fox, stai calma. Pernè ottava con la sosta di Blanc. 2 giri alla fine. Andiamo al massimo col carburante. La Sharp è andata ai box adesso, è incredibile. Ma comunque tranquillamente prima. Ultimo giro. La Pernè è ottava e rimane ottava purtroppo. Potevamo arrivare quarti o quinti, vabbè. Tanto la Pernè è vicina a un secondo posto importantissimo. Yes! Grandissima. E la Pernè invece mi arriva ottava per colpa mia purtroppo. No, settima grande, mi supera Wexler, bene, dai, va bene, va bene, va bene. Nell'errore è andata anche bene, comunque secondo posto della Fox, me lo godo alla grandissima. Il QMT ragazzi, il prossimo anno può essere il mio anno, io ve lo dico. La scuderia Rossini può tornare ai vertici, grandissimo Cuba. Ok. Controlli completati, secondi e settimi, e godo.
La Molly comunque è terza, c'ho meno 5 spobi, però, cioè. Ma Wrexler addirittura prima. Beh, ma pochissimo. Vabbè, noi possiamo puntare al terzo posto, la Pernè 11ª, nella costruttori siamo quarti, benissimo, e stiamo consolidando il quarto posto, va benissimo. Sarebbe bello arrivare tra i primi tre, ma intanto mi accontento. Da come eravamo partiti, ragazzi, vanno bene. Da più! Buono, raga, molto molto bene. La scuderia c'è, il presidente è felice. Il cume è leggendario, fioi. Vediamo un po' di soldini. Perfetto. Abbiamo anche un bel budget per il prossimo anno. Il prossimo anno facciamo proprio la monoposto devastante. Alettone costruito e niente raga, sotto il comandone veneziano la scuderia Rossini. Cioè, ciu!